grande. Facciamo una preghiera in questo momento. Padre, ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo perché tu sei fedele, Signore, tu sei grande, tu sei benigno, tu sei degno di tutte le adorazioni, ó Padre. Te pedimos, Senhor, neste dia, que o Senhor possa falar ao nosso cuore, ó Padre. Que possamos sair daqui com a nossa vida cambiata, Senhor, pelo poder da Tua voz. Deus Santo, Deus Grande. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Accomodate-vi. Adesso, fratelli, lodiamo al Signore, amém? Per questo vorrei invitare la sorella Jéssica per lodare al Signore con cantichi congregazionali. Pace a tutti, lodiamo al Signore con 273. Due, sette, tre. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede e spieme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede e spieme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, non tutti quanti abbiamo zelo del Evangelio, o combattiamo, avanti andiamo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede e spieme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, coini quanti vogliono lodare e ringraziare e creatore con tutto il cuore nel nome santo del Signore. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede e spieme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Alleluia. Lodiamo al Signore con o cante de número 26. Viva Cristo, eterna riqueza, roupa, escudo, arca de salvezza, la sua luce mi conduce a perfeita santità. Viva Cristo, roca mia diletta, vera mana, verità perfetta, so sicuro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita dopo morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor.
Viva Cristo, autor mio ricetto, dai fedeli onora benedetto, il suo bene mi sostiene nelle lotte di guasù. Viva Cristo, conduttor dei santi, in cui vivo tutti quanti, li eletti, benedetti, dal eterno suo Evangelo. 508. Quando velo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. 502. Alleluia. Gesù, dou-te música ao meu cor. Jesus, solo tu não cambi mais. Jesus, com tuo sangue hai lavato i peccato che era dentro me. Gesù, così bello amare te. Gesù, oggi sempre o mio pregar. Gesù, quando caldo tu sei lì, dolcemente mi riassi tu. Gesù, tu dai cielo tornerai.
ai che rapirai, Gesù, che gran festa lo sarà, sempre insieme per l'eternità, sempre insieme per l'eternità. Glória a Dio. 526. Amore grande. Questo inno di lode sempre mi lembro da missionária Josiane. Sì, amore grande che Dio ha dato per noi. Loiamo ao Signore. Amore grande, profundo e sublime, questo è o amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa igualar-se ao grande amore del mio Salvatore. Dio di amor, Dio di amor, solo sei tu, e Dio di amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amor, e solo ti ama, ti compreende, ti guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo adoro con anima mia, perché mi hai dato Gesù, dolce calma. Dio di amor, Dio di amor, solo sei tu, e Dio di amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amor. Amen. Glória a Dio, fratelli, Dio è buono. Se stiamo qui è perché un giorno Dio nos ha amato, si dice così? Ti ha amato. Se tu stai qui, tu sei la prova viva che Dio ti ama. Amen? Adesso, fratelli, vorrei invitare la sorella Milvia per fare un momento della poesia. Pace a tutti. Signore, mi sei nido. Signore, mi sei nido che protegge, luogo sicuro dove riposare, e mi sei cielo aperto in cui volare dentro i confini della libertà. Signore, mi sei cibo che ristora, mi sfama, mi rallegra, mi sostiene, e sei fresca sorgente generosa che disseta chi beve dal tuo amore. Signore, mi sei Padre e Creatore, tu Redentore, tu Consolatore. Mi sei la meta e anche sei il percorso, mi sei speranza e anche sei certezza. Signore, mi sei festa di allegrezza, chiusa dentro lo scrigno del mio cuore. So che ho gustato un angolo di cielo, so che ho capito quanto è buono Dio. Gioisca perciò l'alba del tuo giorno, canti l'aurora insieme all'usignuolo,
ogni creatura con un verbo solo elevi il canto degli Osanna a te. Amen. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Amen. Grazie a Dio, fratelli. Vorrei invitare la nostra sorella Josiane per fare una preghiera, amen? Per la missione, per tutte le basi missionarie, per Dio alzare operai, per Dio entrare con salvezza. Veni. Glória a Dio. Pace a tutti. Preghiamo. Maravilhoso Deus, eterno Padre, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Queremos, Senhor, te rogar, queremos clamar a Ti, Senhor Jesus amado, pela Tua obra aqui, Senhor Jesus amado, na Itália, todas as bases missionárias, todos os obreiros, todos os diáconos, presbíteros, pastores, meu Pai, enfim, todos os crentes, Senhor, que estamos aqui, Senhor Jesus, fazendo a Tua obra, Pai. Eu quero Te apresentar aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, estão nos hospitais, estão, Senhor, sem forças para caminhar. Estão, Senhor Jesus, ocupados, Senhor Jesus, trabalhando, mas Tu és o Deus de misericórdia, Pai. Dê vitória a cada um deles, renova as suas forças, multiplique a sua fé, segure firme nas suas mãos, dê saúde, meu Pai amado, para que o Teu povo possa continuar fazendo a Tua obra com toda a saúde e com perfeição. Meu Salvador, precisamos de Ti, somos totalmente, incondicionalmente dependentes de Ti. Senhor, estamos clamando também por salvação, clamando, Senhor, por obreiros, Senhor, para trabalhar aqui na Tua seara. A Tua palavra diz que a seara é grande, aleluia, mas poucos são os ceifeiros. Mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Tu eres a nossa força, assim como nós já cantamos nesta tarde. Senhor, o Teu amor é que nos faz estar de pé. É o Teu amor, Senhor Jesus amado, e a Tua misericórdia que nos sustém. Opere milagre, prodígios e maravilha em cada base missionária. Senhor, Te agradecemos pela vida do nosso pastor João Vitor. Senhor Jesus querido, meu Pai. Oh, meu Pai, porque ele está podendo andar. Meu Senhor, complete, Senhor, a obra que Tu começaste na sua vida. Também Te apresentamos, Senhor Giuseppe, que está no hospital, que ia sair hoje, Senhor, mas a sua taxa de glicose está muito alta. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Abençoa Ivanete, dê força, lhe dê graça. Senhor Jesus querido, para que ela possa passar este momento difícil. Meu Pai, continua conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Assim, Senhor Jesus, como já ouvimos, Senhor, através do louvor. Fale para cada coração, que nós possamos sair daqui diferente, Pai, mas cheia da Tua graça. Fale para cada coração neste dia. Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Dio, Dio è buono, Dio está qui in mezzo a noi, perché la parola di Dio è la garantia di questo, perché parla claramente. Amém? In tutti i giorni il Signore è con noi, in tutte le circostanze, está conosco tutti i giorni, até la consumazione, la consumazione o no? Fino alla fine e o tempo, amém. Amém, graças a Deus. Neste momento, fratelli, vorrei
invitar la sorella Priscilla per continuare lodando al Signore. Amen. Pace a tutti. Lodiamo insieme con il libro, con l'inno del nostro libro. 603. Lodiamo col numero 603. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo, di lodi un trono ti prepariamo, di lodi un trono ti prepariamo, di lodi un trono ti prepariamo, perché tu, oh Signore, sei Re. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Cantiamo ancora il numero 2. Gesù, ti adoriamo. Alleluia. Proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Vieni regna, Signore, su noi. Così sia. Amen. Glória a Dio, fratelli. Nostro pastore è arrivato, si dice così, e vorrei invitarlo per continuare il culto. Amen. Pace a tutti, gloria a Dio per questa opportunità, per il privilegio che abbiamo di poter essere qui stasera, lodando il Signore. Quando noi siamo in un periodo di preghiera, in una campagna di preghiera, questi 20 giorni, da ieri siamo in preghiera, quindi sono 20 giorni con proposito, no? Oggi il proposito è
ogni famiglia. Ieri erano i ministri, a volte una persona dice, ma perché gli operai ministri della Chiesa? Perché sono le persone che Dio ha responsabilizzato per essere come la parola dice, dispensieri, quelli che distribuiscono il messaggio, la parola, no? Allora bisogna che questa fonte sia ripulita, è vero o no? Perché la fonte, che è Gesù, è pura, ma da Lui viene l'acqua che riempie noi, che siamo gli operai, i ministri, e questa fonte, questo recipiente, questo serbatoio deve essere pulito. E quindi questo periodo è un periodo di pulizia. E la mia preghiera è stata ieri per i ministri, per gli operai, perché possiamo tutti essere puliti, restaurati, avere tutto un rinnovamento. Amen? E oggi noi siamo in preghiera per la famiglia, perché dopo questi operai distribuiscono alle famiglie. E anche il serbatoio delle case devono essere puliti, è vero o no? E così noi stanotte ero in preghiera e lo Spirito Santo mi ha spinto a richiamare il sangue di Gesù sulla casa di ogni famiglia, perché a volte noi dimentichiamo della potenza del sangue di Gesù, no? E mi è venuto proprio il testo di Esodo capitolo 12, quando il Signore voleva fare una liberazione in Egitto, voleva liberare il popolo dalle mani degli egiziani e ha mandato Mosè e Aarone, e ci sono state le piaghe, e l'ultima piaga è stata la piaga dei primogeniti, della morte dei primogeniti. E in quella piaga allora il Signore ha stabilito la Pasqua degli ebrei e ha detto a loro: guardate di osservare questa festa solenne. E quindi quando noi leggiamo il testo vediamo che per gli egiziani è stato un giorno di pianto, ma per gli ebrei di celebrazione. Ma c'era morte, come celebrare in mezzo alla morte? Sì, la Chiesa riesce e la Chiesa celebra, fa festa per il sacrificio, perché i loro figli, i loro primogeniti sono morti, ma invece nella casa degli ebrei la morte è passata oltre. Amen? Perché è stato un sacrificio. E interessante è che loro dovevano seguire tutta quella regola e dovevano mangiare. L'agnello era grasso, è vero? Non dovevano arrostire, mangiare, mettere tutto al fuoco arrostito, interno, l'esterno, è vero o no? E la Bibbia dice che loro hanno mangiato il grasso in quel giorno. È vero che il sacrificio di Gesù per noi, che abbiamo compreso e abbiamo ricevuto la salvezza, è festa, è celebrazione. Ma dopo il sacrificio c'è stato un altro richiamo per Israele, gli asimi. E quindi loro dovevano passare una settimana, 7 giorni, togliendo il lievito di mezzo a loro. E il Signore ha detto: togliete il lievito di mezzo a voi, perché io non vi rifiuti. Il lievito simboleggia il comfort, la nostra volontà. E quindi quando noi godiamo della salvezza, facciamo festa della salvezza, facciamo festa perché siamo salvati. Il grasso dell'agnello vuol dire celebriamo, come Neemia ha detto, no? Non piangete, perché oggi è giorno di festa, la gioia del Signore è la nostra forza. Allora lui ha detto in quel momento, perché nel sacrificio non c'è pianto, nel sacrificio c'è gioia. E quello che riceviamo dal Signore nella croce, tramite il suo sacrificio, ci dà la possibilità di seguire gli asimi. In quel tempo erano solo 7 giorni, ma per la Chiesa di oggi
non sono 7 giorni, è il periodo fino al ritorno del Signore. Noi siamo negli asimi. Gli asimi vuol dire rinuncia, gli asimi vuol dire rinnegare a se stesso, come Gesù ha proposto. Chi vuole venire dietro me, rinneghi a se stesso, prenda con sé la sua croce e mi segua. Quindi questo sono gli asimi. E questo è il periodo che la Chiesa vive, il periodo degli asimi fino al ritorno del Signore, perché dopo che si passa gli asimi, allora è libertà, è completezza. Amen? E sarà la completezza quando? Quando saremo dal Signore. Per ora abbiamo pianto, per ora dobbiamo rinunciare, per ora dobbiamo dire al comfort no. È perché il Vangelo è questo. Un Vangelo diverso di questo che abbiamo ricevuto. Paolo ha detto: anch'io, se vi annuncio un altro Vangelo, io sarò anatema. È vero o no? Lui ha detto: se io torno da voi a dirvi un'altra cosa, un altro Vangelo, tenetemi come anatema, perché non è vero quello che dirò. Ma questo è il vero Vangelo. Non è un Vangelo che ci propone una vita, no, dove gli uomini sono i centri delle cose. No, Cristo è il centro. È da Lui che partiamo, è da Lui che ritorniamo. E per questa ragione lo Spirito Santo mi ha spinto proprio a richiamare il sangue di Gesù, perché ci sono persone che si sono indeboliti, ci sono persone che non hanno forza per continuare, ci sono persone che si sono fermati sulla strada, ci sono persone che non hanno più coraggio, voglia. Ma perché? Perché gli asimi non sono più il suo piacere, la sua gioia. Come affrontare gli asimi se non passiamo per l'agnello grasso? È vero o no? Prima dobbiamo passare per il sacrificio dell'agnello e dopo noi avremo forza per seguire gli asimi, è vero? Per togliere il lievito. Quando noi non passiamo nella croce, quando noi non passiamo per il sacrificio, allora per il sacrificio di Gesù, noi non abbiamo forza per continuare. Noi non abbiamo forza per seguire fino alla fine, perché è questo il desiderio del Signore, che noi possiamo andare fino alla fine, perché la Bibbia dice che meglio non è l'inizio delle cose, è la fine di tutte le cose. Amen? Cominciare è buono e cominciare ci vuole impolgazione, si dice così, impolgazione non è entusiasmo, grazie, ci vuole entusiasmo per cominciare e noi stiamo vivendo in un tempo di molto entusiasmo, ci sono persone che sono molto entusiaste, che hanno voglia e dicono faremo così, faremo così, ma non basta solo l'entusiasmo, ci vuole la perseveranza. E questa perseveranza chi ci dà se non lo Spirito Santo? Ogni giorno Lui intercede al Padre per noi. Ogni giorno Lui intercede al Signore, porta al Padre le nostre richieste, anche quelle che non parliamo. Perché? Perché possiamo ricevere la forza necessaria per seguire. Che possiamo ricevere il coraggio per continuare. La Bibbia dice che il deserto era il deserto che il popolo ha affrontato dopo la liberazione degli egiziani. E hanno attraversato il Mare Rosso. Dopo il Mare Rosso hanno vissuto 40 anni nel deserto. Ma nel deserto sì, la Bibbia dice su Salmo 90:12 che il giusto sarà come il cedro, crescerà come il cedro e fiorirà come la palma. Ma mi dite una cosa, il cedro dove cresce? E la palma dove cresce se non nel deserto? Dove sono piantati? Sono piante del deserto. Quindi il Signore ha detto, sarà nel deserto che io ti farò crescere e fruttificare per la mia gloria.
dice il Signore. E quando loro hanno pensato che erano già sconfitti alla fine, il Signore ha detto: vedete che Mosè fallirà, ma io continuo. E Giosuè ha continuato con il popolo fino al Giordano. E quando sono arrivato al Giordano, hanno oltrepassato il Giordano, il Signore ha aperto, e allora quando sono passati il Giordano, sono arrivati dall'altra parte e hanno ereditato la terra promessa. Fratelli, i nostri giorni sono pochi. Sta scritto Giobbe 14. Dice che l'uomo nato dalle donne, suoi giorni sono pochi, e questo è pieno di inquietudini. Noi siamo pieni di ansietà per i giorni a venire, per le cose, per i piani futuri, come sarà, come succederà, ma la Bibbia dice che il Signore ha tutto nelle sue mani, perché tutto è Lui che controlla. E quando il popolo passò il Giordano, arrivò dall'altra parte, hanno ereditato la terra, ognuno ha posseduto la sua parte, e così sarà. Ma sarà per chi persevererà fino alla fine. Abbiamo bisogno di perseverare fino alla fine, perché a volte noi diciamo non ce la faccio. E quando gli ebrei erano scoraggiati pensando che non potevano fare niente, che non riuscivano a fare più niente perché dovevano tornare indietro, quegli ebrei che si sono convertiti, l'Apostolo ha scritto una lettera a loro di non mollare, di continuare. Come potete tornare indietro? No. Non potete tornare indietro perché avete mangiato un cibo solido. Prima avete mangiato solo latte, ma adesso avete ricevuto un cibo solido. E uno che mangia un cibo solido, io ho fatto una operazione che per me, quando dovevo mangiare quello omogenizzato, mamma mia, terribile quel sapore, ma i bambini mangiano volentieri. Ma perché? È il cibo per loro, non è per me. Perché io sono già abituato a un altro cibo. Quindi l'Apostolo stava dicendo a quei fratelli ebrei: voi avete già mangiato di un cibo solido, come mai richiedete il latte? Come mai state tornando indietro per mangiare il latte? Non è per voi, non vi abituate a questo più, al latte più, perché il cibo che avete mangiato è solido. Era l'Apostolo dicendo: crescete, dovete maturare, dovete perseverare, perché non potete tornare indietro. E più avanti lui parla del sacrificio di Gesù. E nel capitolo 9 lui dice: ma Gesù che oltrepassò il tabernacolo come il tabernacolo vivo, diverso di quel tabernacolo fatto dalle mani degli uomini, si consegnò in croce come sacrificio vivente nella croce. E quel sacrificio, quel sangue, è un sangue che è molto più efficace, o meglio, è efficace diversamente di quel sangue che era temporaneo, offerto dai sacerdoti con le capre, con montoni e con gli animali. Se voi avete creduto a quel sacrificio e quel sacrificio è stato abbastanza per voi per perdonare i peccati, considerate il sacrificio di Gesù puro, senza macchia, santo. Alleluia. Considerate, il Signore sta dicendo, fratelli, considerate, il Signore sta dicendo, Chiesa, considerate il mio sacrificio, che è molto più grande del sacrificio che facevano i sommi sacerdoti. Per quale motivo ha offerto quel sacrificio? Perché noi avesse un rinnovamento sulla nostra mente. Paolo ha detto ai Romani: non vi conformate con questo mondo, ma siate trasformati. Alleluia. Quindi, fratelli, che il Signore ci aiuti, che possiamo comprendere il mistero della salvezza, che è per chi persevererà e arriverà fino alla fine, come dice la parola. E nel versetto di numero
14, l'Apostolo dice agli Ebrei nel capitolo 9: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Amen? Qual è il proposito del sangue di Gesù? Purificare la nostra coscienza. Di cosa? Dalle opere morte. Per quale motivo? Per servire chi? Al Dio vivente. Non si può servire a Dio vivente con una mente sporca. Non si può servire al Dio vivente con pensieri di morti. Come mai pensieri di morte? Cose passate che non aggiungono più, che non hanno più valore, che non ti vivificano. Ci sono persone che portano con sé parole, espressioni, volti, storie, che è vero, sono successi, ma ti dico una cosa, vale la pena portare queste cose con te? Fin quando tu porterai queste cose e continuerai con questa mente, con questa coscienza morta? Perché queste cose mortificano la coscienza, impedendo l'azione dello Spirito Santo che vuole generare in noi una coscienza viva per servire il Dio vivente. E da dove viene la voglia di servire il Signore? La voglia di servire al Signore viene da questa mente rinnovata, ma una mente che non è rinnovata non ha voglia di servire al Signore. E chi serve, comincia e si ferma, non ha mai iniziato per il Signore, ha sempre iniziato con altri interessi, con altri propositi. Ma lodiamo al Signore per la vita dei fratelli che perseverano nella fede, che sono disponibili a essere messi fra i leoni, che sono disponibili a essere bruciati, che sono disponibili a essere morti, ammassati, ma perché Cristo sia annunziato, portiamo con noi le macchie, i segni del Vangelo, e questi segni arriveranno là davanti al Signore, perché Lui ricompenserà ogni cosa, ogni sacrificio, ogni rinuncia, Lui ricompenserà, perché gli uomini non considerano, ma Dio sì. Gli uomini non vedono tutti, e è vero, perché siamo umani, io non posso vedere ciò che fate a casa, no, non riesco. Non posso sapere ciò che pensate adesso, ma la Bibbia dice che il Signore conosce i cuori e investiga i pensieri, e conosce tutto, tutto. Davanti a Lui tutto è trasparente. Alleluia! Davanti a Lui tutto è visibile. I miei occhi sono così appannati, ma quelli del Signore, che là in Apocalisse dice, è Lui che ha 7 occhi come fiamma di fuoco. Quello 7 vuol dire la perfezione della visione di Dio. La mia visione sbaglia, ma quella di Dio no. Alleluia! Lui vede, considera, valuta e ricompensa. E ricompenserà ognuno secondo le sue opere. Amen? Gloria al Signore. Sono contento di poter insieme lodare il Signore con voi. I giorni non sono facili, ma il Signore è vicino. E richiamiamo, fratelli, il sangue di Gesù sulle famiglie, sul ministero, sugli operai, su ogni cosa. Richiamiamo il sangue di Gesù che rigenera. È vero o no? Ci ha rigenerato, no? Ha la potenza di rigenerare. Cosa è rigenerare? Fare nuovo di nuovo. Prendi il vecchio, l'immondizia, alleluia, e trasforma, purifica, strai, togli, perché dice questo è santo per me. Quando il sacerdote entrava doveva
aspergere il sangue, no? Perché quello era santo per il Signore. Anche lui era santo per il Signore. Quindi che il sangue di Gesù possa essere asperso in ognuno di noi, sparso in ognuno di noi, perché tutti noi possiamo ricevere dal Signore questo rinnovamento. Amen? Gloria a Dio. Continuiamo lodando al Signore stasera, dopo la missionaria Priscilla venne lodare al Signore, e mentre lei loda noi faremo le nostre contribuzioni con gioia nella presenza del Signore. Vorrei invitare il nostro diacono Remo per fare questa preghiera, ringraziando il Signore per questa opportunità di poter servirlo, dicendo, fratelli, che noi quando offriamo noi non facciamo una elemosina al Signore, né diamo una mano, perché chi ha bisogno di una mano siamo noi, è vero o no? Noi abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore, Lui no. Quello che facciamo di gratitudine. Questa offerta è l'offerta del cuore, di gratitudine, di riconoscimento. Amen? Gloria al Signore. Nostro diacono pregherà e dopo noi offriamo mentre la missionaria canterà. Pace a tutti. Amen. Preghiamo al Signore perché non ci fa mancare niente, sperando che ognuno di noi possa contribuire per l'opera del Signore. Niente, però prima volevo dire qualcosa, posso, pastore? È che infatti oggi un po' di quello che ha detto il pastore, diciamo che è un tema che lo sto pensando da stamattina, no? Ed è la costanza che dobbiamo avere con il Signore, e la disposizione che dobbiamo avere con il Signore, perché tante volte noi veniamo in chiesa e cerchiamo di Dio pensando di appartenere a un club di persone salvate. Tante volte cerchiamo di Dio pensando di stare in mezzo. Se succede qualcosa di qua sono salvo, se succede qualcosa di là vediamo un po' il che succede. Quindi io invito tutta la Chiesa, tutti noi, a essere un po' costanti in quello che il Signore ci ha detto di fare. Venire in chiesa e cercare di Dio non è semplicemente apparire. Cercare di Dio non è semplicemente pretendere di essere uno del più, essere il direttore di questo e il direttore dell'altro. Il Signore nessuno viene al Signore per queste cose, il Signore sceglie le persone per fare queste cose. E se il Signore ci ha scelto per fare queste cose, noi dobbiamo farlo con il cuore, senza pensare che siamo più migliori degli altri, o pensare che siamo più salvi, perché noi siamo uguali a tutti gli altri. E la costanza dice Ebrei 10, 6, 36, dice: infatti avete bisogno di costanza affinché sia fatta la volontà di Dio. Otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora brevissimo tempo colui che deve venire e non tarderà, ma il giusto per fede avrà, e se si tira indietro l'anima mia non la gradisce. L'anima mia non la gradisce. Io tante volte parlo con mia moglie e dico: per fortuna il Signore non ci dà tutto quello che le chiediamo. Sai perché il Signore non ci dà tutto quello che le chiediamo? Perché noi non siamo costanti. Noi per il Signore non siamo mai stati adulti, siamo stati sempre bambini. Sai perché? Perché le chiediamo le cose e poi è un momento che ci arriva: questo giocattolo non mi piace, questo non mi piace.
Il Signore non te le dà per queste cose. Il Signore vuole che siamo costanti in quello che vediamo. Che la tua vita in chiesa, fuori dalla chiesa, sia un esempio di costanza. Che non sia una cosa passaggera. Solo la vita è passaggera in Gesù. Solo questo è passaggero. Poi la vita eterna, perché ci avremo sempre stato insieme a Lui. E se oggi ho pensato queste cose da quando mi sono alzato stamattina, è perché il Signore mi ha messo nel cuore dire queste cose. E quindi io spero che ognuno di noi possa valutare questa cosa di avere costanza del Signore. Dice il Signore: per questo, perché la incostanza che noi abbiamo nella vita viene da non avere una vita cristiana. Di questo viene la incostanza, perché se noi eravamo veramente cristiani, eravamo costanti, eravamo come le posso dire, eravamo sicuri di quello che il Signore ci ha detto, ci ha comandato. Allora la vita cristiana e l'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male, attenetevi fermamente al bene. Perché dice fermamente al bene? Perché questa è una delle cose più importanti che il Signore ci ha lasciato. Ma noi per continuare a venire a questo club dei salvati, tante cose la dimentichiamo. Qui dentro nessuno è sicuro della salvezza, sino il vostro cuore, il mio cuore, non è conforme a quello che ci ha detto il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi attenetevi al bene. Quanto all'amore fraterno, siete pieni d'effetto uni agli altri. Quanto all'amore, fate gara nel rendere reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate allegri nella speranza, la pazienza, nella tribolazione, perseverante nella preghiera. Come aveva detto il pastore, anche questo il Signore oggi mi ha mostrato questa cosa qua. Provvedendo nella necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguono, benedite e non maldite nessuno. Noi pensiamo che già siamo qua, guarda che fa quello, guarda che fa quell'altro. Non giudichiamo gli altri per quello che fanno loro, perché come noi giudichiamo loro, così saremo giudicati anche noi davanti a Cristo. E smettiamo un po' di fare sempre critici di il pastore non fa qua, il pastore non fa là, io non faccio qui, quello non fa là, hai visto come ha fatto quello, hai visto come ha fatto quello. Quelli sono problemi che se lo verranno loro con Dio. Noi facciamo la nostra parte, dobbiamo perseverare. E se c'è qualcuno che deve opinare qualcosa, deve essere una cosa, contribuire a quello che siamo. Siamo tutti qua per la salvezza che ci hanno regalato. Questa salvezza ce l'hanno regalato, nessuno se l'ha guadagnato questo. Non abbiamo noi soldi per pagare questa bontà che il Signore ci ha regalato. Nessuno ce l'ha qua. Nessuno qui può dire io me la sono guadagnato, io faccio questo perché mi devo guadagnare questo. Quello che facciamo qua è quello che dobbiamo fare per amore. Se lo fai per la salvezza sei fregato e stai perdendo tempo, perché non ti arriverà. Se questo che facciamo, predicare la parola, andare a vedere gli altri, andare a vedere il bisogno dei fratelli, andare a vedere le persone che stanno per le strade, che sono milioni e milioni, sono quasi 7 miliardi che ancora non hanno sentito parlare di Gesù. Tante persone conoscono a Gesù perché hanno un vicino che si chiama Gesù, ma non conoscono il Gesù, che è il Dio che si è convertito in uomo per farti vedere e capire tutto quello che noi siamo, perché Lui è venuto fra di noi e tante persone non se ne sono accorte. Anche oggi tante persone non se ne sono accorte che venire in chiesa e dire io sono non basta. E quindi oggi il pastore ha toccato 4-5 temi di quelli che io stamattina veramente ci pensavo a questo. E non solo stamattina, da diversi giorni. Quindi readdiciamo il nostro credere,
raddrizziamo il nostro pensiero, perché bisogna prima vedere che cosa vogliamo e dare grazie a Dio che non ci dà tutto quello che le chiediamo. Perché se ci dasse Dio tutto quello che le chiediamo, dopo era un gran problema. Perché siamo bambini nella fede ancora. Pensiamo che Satana è uno che arriva e gioca con noi. Satana è venuto per distruggere tutto quello che il Signore vuole creare con noi. Non è scherzo. Come dice la parola, un leone ruggente che appena esci ti mangia. Non è che un graffettino e vai all'ospedale e sei. Ti mangia, ti distrugge. Per quello ti distrugge la tua famiglia, ti distrugge il tuo essere, ti distrugge soprattutto la tua fede, ti distrugge. Ti fa cascare nel sotto di tutte le cose per farti capire che il Dio che te c'hai non è il Dio che te stai servendo, non serve a niente. Invece questo non è vero. Questo non è vero per niente. Il Dio che abbiamo noi, il Dio che seguiamo noi è il Dio potente. È il Dio che ci dà l'opportunità di vivere la vita eterna. Amen. E questo speriamo che tutti noi credenti consapevoli che questo non è un gioco. Questa è una decisione che dobbiamo prendere ognuno di noi. È molto bello venire qua di domenica, fare 2 cosette, andare a casa, dal lunedì al sabato non lo so che succede, perché non aspettiamo che dopo il Signore ci dica ma io ti ho dato l'opportunità. Non aspettiamo dopo che qualcuno venga a mancare e non abbiamo il coraggio di averle detto quello che dovevamo dire. Quando è morto il mio padre, io sono andato al funerale e ho detto ma forse dovevo dire tante cose a lui che non le ho mai detto, perché non c'era tempo. Ora c'è tempo. Ora c'è tempo. Qui abbiamo l'Anna Maria, che è una biblioteca andante della fede, per dirti. Da lei possiamo imparare tanto. E che aspettiamo che lei vada dal cielo per poi dire ma se lo sapevo, qualcosina potevo anche prendere da lei. Qui abbiamo il pastore, abbiamo tali, abbiamo un sacco di persone, avete me, un sacco di persone che abbiamo bisogno oggi. Abbiamo bisogno oggi di tirarsi su, abbiamo bisogno oggi di un consiglio, anche un consiglio contributivo, non una critica, né un giudizio spiedato, perché qui non siamo a giudicare nessuno, qui siamo per aiutare. E questa è la parola che il Signore mi ha dato oggi per tutti noi. Io spero che qualcuno, e sono sicuro al 100% che qualcuno qui stasera questa parola le è arrivata. Perché il Signore mi ha detto deve dire questo. E ci ho pensato tanto, però già il pastore aveva detto quasi la maggior parte delle cose che io dovevo dire. Quindi io voglio solo dire questo. E ringraziamo il Signore perché ci dà l'opportunità di contribuire alla sua opera, Signore, che te sai che non è necessario questo. Questo non è necessario perché la tua opera andrà avanti, donando o non donando. E spero, Signore, che ognuno di noi sia cosciente che dobbiamo contribuire per la tua opera, che la nostra Chiesa, purtroppo, ha bisogno di pagare queste cose terrenali, e che sia tu e il tuo Spirito Santo che guida ognuno di noi a contribuire con il cuore pulito e contribuire di cuore. E questo tu vedrai che non ci mancherà niente a nessuno, nel nome di Gesù. Glória a Dio. Seguiamo lodando al Signore. Amen. Alleluia.
per sempre mio Signore, mio Re ti adorerò, il tuo respiro è la mia vita, perciò non mi stancherò, sentirò la tua voce, dolce anche più del miele, che mi fa uscire dalla grotta e mi porta fino in cielo. Vidi fuoco e terremoti, venti forti intorno a me, visi già molti pericoli, ma la tua voce mi calmò. Tu dai ordini alle stelle e al mare i suoi limiti. Io mi sento al sicuro, nelle tue braccia, oh Altissimo. Non ci son chiusure né porte che si chiudono davanti alla tua voce. Non c'è malattia né colpa che rimanga in piedi davanti a noi, e la tempesta si calma quando ascolta il Dio che tutto creò. La tua parola è pura, uno scudo per coloro che credono in te. Alleluia. Oh Signore, noi ti adoriamo. Alleluia, tu sei grande, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Non ci sono chiusure né porte che si chiudano davanti alla tua voce. Non c'è malattia né colpa che rimanga in piedi davanti a noi, e la tempesta si calma quando ascolta il Dio che tutto creò, e la tua parola è pura, è uno scudo per coloro che credono in te. Alleluia. Fratelli, mettiamoci in piedi, leggiamo la parola di Dio stasera, dopo i bambini vanno alla classe felice. Felice di vedere la sorella Edina, che è ritornata. Qui l'affetto non è che non vi amo, è perché qui l'affetto è più grande per alcune cose. Prima perché lei, quando siamo arrivati, lei ci ha accolto come una mamma. Io e Priscilla, lei e Marco sono per noi come genitori qua in Italia. Io ringrazio tanto per quello che hanno fatto e fanno ancora per noi fino ad oggi. E un'altra cosa che mi fa anche gioire a vederla è
la testimonianza di quello che il Signore ha fatto nella sua vita, nella vita di Marco, che è stato guarito da un cancro. Era proprio c'era poco possibilità, pochissima, ma per Dio niente è impossibile. E un'altra cosa è perché un recifense quando incontra outro, avete capito? Un emiliano quando trova un altro, si capiscono, no? Allora, un recifense, che io sono di Recife, e anche lei, allora, pernambucano, è vero, un pernambucano quando trova l'altro pernambucano, allora la festa è di cuscuz e charque, e bolo di rolo, e água di coco. È vero o no? Gloria a Dio. Ma che Dio continua a benedire la sorella Edina, sua famiglia e tutti quanti sono qui nella presenza del Signore. E ci sono altri del nord-est di Brasile, no? Tali, Jéssica, Glauco, Sabrina, sono del nord-est, conoscono un po', ma c'è differenza fra i nostri paesi. Ci sono parole che loro non sanno e ci sono parole loro che io non capisco, quindi siamo anche diversi. Là abita il sole e da me abita la bellezza del fiume e del mare insieme. Lì c'è sole, un sole bello con mare bello, ma da noi c'è il mare con il fiume che si incontrano e fa quella bellezza, la mia terra, è quella la terra che sono nato, però la mia terra è là. A me sarà molto più bella, vero o no? E là, questa è la nostra terra che abbiamo in comune. Amen? Gloria a Dio. Apriamo le nostre Bibbie, leggiamo il testo della parola di Dio. Atti degli Apostoli. Capitolo 23. Versetto 11. Dice la parola, Atti degli Apostoli, capitolo 23, versetto 11. La notte seguente il Signore si presentò e disse, fatti coraggio, Paolo, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Amen? Facciamo una preghiera, vorrei invitare il fratello Rick, che è leader dei giovani del nostro settore, qua in provincia di Firenze, e vorrei invitarlo a fare questa preghiera. Preghiamo, fratelli, per oggi, questa settimana, ieri l'altro, ho ricevuto un messaggio di un caro amico che il Signore ha portato con sé questi giorni. Preghiamo per la famiglia che è in lutto per la perdita del suo caro, ma un uomo credente che serviva al Signore. Lui era in macchina, ha sentito un rumore in macchina, si è fermato sull'autostrada così e è sceso per vedere cosa c'era in macchina, cosa succedeva con la macchina. E quando stava scendendo, un camion lo ha preso e è morto lì immediatamente. Ma noi diciamo, mamma mia, che terribile, che tragedia, che incidenti. Ma la Bibbia dice che la carne è carne e la terra renderà conto dei suoi morti. Carne che
consoma carne, terra che mangia terra, ma la speranza di chi è vivo nel Signore è che vivrà in eterno con il Signore, non solo qui. Viviamo qua, ma vivremo in eterno con Lui, in eternità con Lui. Amen? Quindi preghiamo per questa famiglia che è in Brasile, ha preso questo caro, perché lo Spirito Santo dia la consolazione. Amen? Preghiamo per le basi missionarie. Nostro raduno si avvicina, il 1° maggio sarà a Firenze, e ho bisogno che tutti i fratelli abbiano non solo la spinta, il coraggio, ma desiderino, il desiderio di partecipare, perché sarà un incontro con la parola di Dio. Non sarà una festa, sarà un incontro con la parola. Avremo, certamente, il Signore ha riservato nel suo serbatoio contenuti importanti per darci. Amen? Preghiamo per le basi missionarie, per i nostri fratelli che sono in tutte le basi missionarie. Pace alla Chiesa del Signore. Per fare questa preghiera voglio che noi possiamo pregare tutti insieme con me, non considerate che sono solo io da pregare. E prima di pregare posso condividere una piccola cosa, pastore. Quando il pastore parlava del sangue di Gesù, è proprio una cosa che in queste settimane che mi sta venendo in mente, che noi dobbiamo considerare, perché la Chiesa parla di tantissime cose, però il sangue è prezioso, e non è a caso che la Bibbia dice che il sangue prezioso di Gesù è un sangue molto prezioso, scusate. E la Bibbia ci dice nel libro della lettera di 1 Pietro, capitolo 1, versetto 14, che ci sono degli angeli che desiderano, che bramano dare lo sguardo loro nel questa salvezza, e questa salvezza noi l'abbiamo avuto nel sangue di Gesù. E c'è una cosa molto edificante quando Gesù è risorto, e nel libro di Luca vediamo che c'erano 2 angeli, che era uno a capo suo e l'altro nei suoi piedi, e questo ci fa ricordare il tabernacolo di Mosè, dove c'era questi cherubini che avevano lo sguardo sul sangue di Gesù. E io voglio dire a qualcuno che se noi cominciamo a riconsiderare questo sangue di Gesù, ci sono degli angeli che bramano lo sguardo loro su di noi, perché il sangue di Gesù scorre dentro di noi. E cos'è il sangue di Gesù? Il sangue di Gesù è la parola, perché la parola si è fatta carne, perché mediante essa che ci sia un sangue, e un sangue che ci dà la vita. E Gesù diceva che noi dobbiamo mangiare la sua carne e bere il suo sangue. E cos'è mangiare la sua carne? Cos'è bere il suo sangue? È leggere la sua parola. C'è una cosa che l'enemico vuole che non possiamo fare. L'enemico ci può lasciare che noi possiamo pregare, ma egli non vuole che noi possiamo leggere la parola, perché la parola è il cibo che ci fa, che mette dentro, che appoggia dentro di noi il sangue di Gesù. Quindi dobbiamo leggere la parola, dobbiamo amare queste cose della parola, e dobbiamo ricordarci del sangue di Gesù che vivifica la mente. E voglio che insieme a me, Chiesa, che possiamo ricordarci della potenza di questo sangue, che possiamo insieme sgridare questo sangue qua per le basi missionarie, che quest'anno, questa stagione, che il Signore mediante il suo sangue prezioso che sgrida più, la Bibbia ci dice che il sangue di Gesù sgrida più giustizia, più forte che quello di Abele. Il sangue di Gesù è più forte, e quest'anno Gesù, wow, è una cosa che mi viene in mente, scusate. La Bibbia dice che Gesù diceva che le mie pecore ascoltano la mia voce e la conoscono. Ma secondo voi com'è
le pecore di Gesù ascoltano la sua voce e mediante il suo sangue, perché se il sangue di Gesù scorre dentro di noi, allora noi abbiamo la capacità di ascoltare la sua voce. E oggi vogliamo che noi possiamo pregare per queste basi missionarie, che questo sangue sgrida affinché coloro che sono fuori ascoltano queste voci che li chiamano in chiesa, perché le persone vengono in chiesa perché li stanno sgridando il sangue di Gesù. Insieme vogliamo che noi possiamo alzare le nostre voci per sgridare, per dire il sangue di Gesù nella chiesa, come gli ebrei mettevano il sangue di Gesù nelle porte. Noi stasera metteremo il sangue di Gesù in tutte le basi missionarie, affinché di questo sangue possano mettere anche i cherubini che, come nel tabernacolo di Mosè, per impedire il diavolo di lavorare, che questi cherubini tagliano tutti i spiriti che lavorano per impedire la crescita della Chiesa. Noi andiamo a sgridiamo Chiesa, preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità che tu ci hai dato di essere qua nella tua presenza. Vogliamo che, Signore, che il sangue tuo, la Bibbia ci dice che tu sei diventato carne, Signore, tu ci sei fatto carne perché affinché dentro di te ci sia questo sangue prezioso, il sangue puro, senza macchia, per quale noi abbiamo la vita. E noi sgridiamo questo sangue e noi prendiamo questo sangue e lo appoggiamo sulle porte della chiesa, sui muri, Signore, affinché tu possa affinché questo sangue possa sgridare, Signore, perché le persone che sono fuori ascoltano la tua voce, perché ci sono delle persone che devono essere nella tua gregge, ma che sono fuori, che non ci sono ancora. Ma siccome tu sei il buon pastore, Giovanni ti chiama nel suo Vangelo il buon pastore, perché hai detto che tu sei il buon pastore. Signore, tu sei questo pastore che è capace di lasciare 99 pecore per andare a prenderne uno che è smarrito. Signore, prendi, Signore, quelle che sono fuori, che questo sangue sgrida, chiamano coloro che sono fuori affinché possano venire, che quest'anno, che questa stagione sia una stagione di risveglio, Signore, dove le persone vengono non per cercare macchine, non perché hanno ascoltato che c'è un Dio che moltiplica il pane e che vogliono mangiare questo pane, no, ma che hanno capito che il sangue di Gesù è prezioso, che hanno capito che nella Chiesa c'è più del pane che si moltiplica, c'è il corpo di Gesù, c'è il sangue di Gesù che vivifica la mente. Signore, noi vogliamo un risveglio, Signore, vogliamo che tu vivifica la Chiesa italiana in questo paese, Signore. Quando stavo per leggere la lettera di Paolo ai Romani, vedevo che Paolo parlava a un popolo risvegliato. Ma dove è passato questo popolo, Signore? Risveglia il tuo popolo, Signore, che il sangue tuo possa toccare tutti gli operai, affinché noi possiamo tutti metterci in piedi per invocare, per sgridare il sangue di Gesù nelle famiglie, per sgridare il sangue di Gesù nei lavori, Signore. Il sangue di Gesù che porta saggezza, che questa saggezza che aveva Mosè, che questa saggezza che aveva Daniele, che questa saggezza che aveva i grandi uomini che hanno marcato la storia, sia su di noi, perché noi possiamo, Signore, impattare non solo in chiesa, ma anche al lavoro. E quando queste persone ci chiederanno come fai, noi diremo: è Gesù che fa così, è Gesù che fa così, che il sangue di Gesù ci porta nell'eccellenza, eccellenza e nell'eccellenza, perché Paolo diceva: io auguro che tu possa prosperare di gloria in gloria. E noi dobbiamo, in quanto Chiesa, non andare dietro, ma prosperare davanti. Oh Signore, ti prego per questi fratelli che hanno abbandonato la fede, che si sentono deboli. Signore, solo il tuo sangue che possa rinforzare, c'è solo questo sangue della vita che possa rinforzare. Hai detto che lo spirito è pronto, ma la carne è debole, ma la cosa che rinforza la carne è il sangue. Che il sangue tuo possa circondare, possa scorrere nelle nostre vene, affinché la carne anche sia forte in quanto lo spirito lo è. Signore, noi dobbiamo essere una chiesa forte. Noi richiamiamo il tuo sangue. Fa scendere in questo pomeriggio, fa scendere nelle basi missionarie, fa scendere a Montecervoli, fa scendere a Pisa, dappertutto, Signore, nella chiesa italiana, Signore. Noi vogliamo vedere i giovani forti, i vecchi forti, per la tua gloria. Non è per la gloria di una persona, non è per la gloria del pastore,
oppressore, ma è per la tua gloria, Signora. Te sei il Dio grande, non c'è un Dio più alto di te, e il tuo sangue è puro, e il tuo sangue guarisce le malattie. Guarda Giuseppe che è malato, guarda tutte le persone, Esmeralda, tutte le persone che sono malate. Signore, guarisci, perché il tuo sangue è prezioso, perché il tuo sangue è prezioso. La Bibbia dice in Isaia 53 versetto 4 a 5 che te hai portato le nostre malattie e mediante le tue levidure noi siamo guarisci. Noi vogliamo guarigione fisica ma anche spirituale, guarigione fisica ma anche spirituale, guarigione fisica ma anche spirituale, nel nome di Gesù. Noi sgridiamo il sangue e noi sappiamo che il sangue di Gesù è capace di guarire, è capace di rinforzare, è capace di portare avanti coloro che si sentono deboli. Adesso si alzano come queste ossa nella vallea di Ezechiele. Queste ossa prendono vita adesso mediante il sangue di Gesù, mediante il sangue di Gesù, mediante il sangue di Gesù, nel nome di Gesù. Signore, dacci la forza mediante il tuo sangue. Sì, Signore, noi vogliamo avere lo spirito con il sangue tuo, perché il sangue tuo ci dà il tuo carattere, perché il sangue tuo ti fa diventare come te, capace di sopportare il dolore, Signore. Te dicevi che il figlio dell'uomo non ha un luogo dove porre la sua testa, non è una casa, e anche noi dobbiamo essere questi cristiani. Se neanche abbiamo una casa, ma abbiamo più della casa, abbiamo te, Signore, e dobbiamo entrare in questa dimensione, Signore, in questa dimensione, Signore, di amore, in questa dimensione vogliamo somigliare a te. Te sai, con il sangue dei nostri genitori noi non ce la faremo, ma con il sangue tuo, Signore, noi andremo più avanti, di gloria in gloria, perché se te l'hai fatto, noi anche lo faremo. E se te sei stato risuscitato, risorto, noi anche la Bibbia dice che noi siamo stati risorti con te, Signore. Allora che questo sangue della risurrezione ci porta avanti nel nome di Gesù. Amen. Il sangue di Gesù mi lavò, mi lavò. Il sangue di Gesù mi lavò, mi lavò. Allegro canterò le lodi al mio Signor Gesù che mi salvò. Ancora? Il sangue di Gesù mi lavò, mi lavò. Il sangue di Gesù mi lavò, mi lavò. Allegro canterò le lodi al mio Signor Gesù che mi salvò. Amen. Accomodatevi, fratelli. Io ringrazio il Signore per ciò che ci dà e ci metti davanti. Il testo di Atti degli Apostoli del capitolo 20 si stretta, una strada che si stretta, come si stringe, come quando abbiamo un serbatoio e vogliamo versare acqua, ma l'uscita è grande e l'entrata è piccola. Cosa ci vuole? Un imbuto, perché c'è la bocca grande, ma piano piano si stringe e sta dentro. Sì, i bambini per la classe felice con la sorella Lupi, scusatemi. Preghiamo anche per loro. Venite. Era già triste mio fiorellino lì. Vieni mia Rosetta. Vieni Esther. Venite. Così facciamo una preghiera per voi. Ricordando ai fratelli che ci sarà il centro estivo dal 6 al 10, no? Luglio. Dal 6 al 10 luglio ci sarà il centro estivo e è già disponibile il modulo di iscrizione, ok? Padre, nel nome di Gesù vorrei pregare per questi bambini, per la loro famiglia e per il loro futuro, che tu possa custodire ognuno di loro in tua presenza.
Signore, che il tuo sguardo, che le tue mani e che il tuo spirito li guidi sul sentiero di giustizia, perché crescono nella tua presenza e fioriscono nel tuo regno, per la tua gloria. Benedici ognuno e che questa lezione di oggi sia di edificazione per la loro vita e che possano crescere e imparare la tua parola, perché quando avranno l'età possano scegliere di servirti e di seguirti. Per la tua gloria ti chiediamo. Amen. Ecco, come stavo dicendo, c'è un imbuto, no? E questo imbuto è necessario per fare riempire un recipiente minore, no? E nel percorso dell'Apostolo Paolo, dopo il terzo viaggio missionario, lui ha trovato una strada che si stringeva, una strada che piano piano diventava più stretta e difficile di camminare. E così è la nostra vita. Noi a volte, io quando mi fermo e sto a pensare la mia strada che ho fatto fino adesso, i primi anni di conversione, vedevo proprio cose che ho vissuto che, mamma mia, sembravano difficili, ma il mio cuore era come un cuore diverso. Quando noi accettiamo Gesù, è quel primo amore, è quella gioia, che anche se succede qualcosa noi siamo, non importa, io voglio seguire il Signore. Ma la parola dice che le molte sofferenze cambiano il viso. E non solo il viso, ma anche la nostra vita, la nostra routine. E a volte noi siamo sommersi, o meglio, immersi a queste cose. È come se non ce la facessimo più lottare. È come se, come il popolo di Israele, quando hanno attraversato il Giordano, quando sono arrivati alla guerra, alla battaglia di Gerico, loro hanno combattuto, hanno vinto, ma dopo quello c'era ancora da combattere, da lottare per possedere la terra, per possedere la parte che a loro aspettava. È vero? Quindi loro ognuno aveva la sua parte da avere, però per avere quella parte dovevano lottare ancora. E ci sono nella storia tribù che non hanno voluto combattere. E cosa hanno fatto? Hanno fatto alleanza. Perché capisco che non è stato facile il percorso, ma dobbiamo ricordarci che quegli uomini che sono arrivati per possedere la terra non erano gli stessi che sono partiti dall'Egitto. Tutti, tranne Giosuè e Caleb, sono morti nel deserto. È vero o no? Quelli nuovi sono nati nel deserto, ma non sono partiti dall'Egitto, tranne Giosuè e Caleb. Quindi, fratelli, loro non hanno fatto tutta la strada e a volte noi siamo davanti alle persone che non hanno fatto una strada come Giosuè e Caleb e non hanno il coraggio di combattere. Ma la Bibbia dice che in quel momento Caleb ha detto, quando Giosuè ha detto c'è Hebron da conquistare, e Caleb ha detto no, io ho la forza e il vigore come prima, come il primo giorno. E lui ha combattuto e ha vinto e ha posseduto la terra
la sua parte ha posseduto. Diverso dagli altri che hanno fatto alleanza, lui invece ha combattuto. Lui poteva essere il primo a dire: io sono già vecchio, stanco, che faccio più? È vero o no? Aveva ragione se dicesse di fare un'alleanza. E a volte noi in questo tempo vediamo proprio queste cose succedere. Le persone che hanno più tempo continuano. Le persone che non hanno avuto tanto una storia, un profondo, per niente smettono, per niente abbandonano il Signore, per niente fanno alleanza con gli stranieri. Quando quelli che avevano ragione, motivo per mollare, continuano saldi. Non è il tempo che conta. Non è il tempo che dice questo è più forte o questo è più forte. No, è l'intimità. È il rapporto che abbiamo con il Signore. Quindi non possiamo aspettare una strada che si allargherà. Diversamente di un Vangelo che stanno annunziando adesso, che è un Vangelo molto comodo e pieno di comfort. La Bibbia dice che la strada è stretta e la porta anche è stretta. Noi non possiamo aspettare che le cose migliorino, perché ci sono persone che fanno proprio un cordoglio perché le cose migliorino, perché è vero, noi piangeremo, ma che il pianto della sposa sia dell'arrivo dello sposo, che sia il pianto della sposa il richiamo dello sposo dicendo: Maranatha, Maranatha, Maranatha. La Chiesa deve desiderare ardentemente il ritorno del suo Signore. Paolo, nel suo percorso, ha visto questo imbuto, questa strada che si stringeva, che si tornava ancora più difficile. E quando lui passava per una tappa, sembrava finita, c'era un'altra, perché c'era un proposito, c'era un perché, c'era un punto di arrivo. E per ognuno di noi il Signore ha stabilito, per ognuno di noi il Signore ha preparato, per ognuno di noi il Signore ha voluto qualcosa di speciale. E questa cosa speciale, fratelli, non è un regalo, perché ciò che aspettava Paolo era una spada, una prigione. E molte volte noi pensiamo che ciò che ci aspetta di questo mondo siano i fiori. Ma non è così. E per questo noi cadiamo e rimaniamo cascati, perché aspettiamo di questo mondo i fiori belli, i complimenti, ricompensa, riconoscimento, gratitudini. È così che aspettiamo. Aspettiamo da questo mondo tutto, quando questo mondo non ci può offrire niente. Paolo ha detto nella sua lettera a Timoteo: tutti mi hanno abbandonato, tutti. Quando lui dice tutti, lui dice amici, nemici, nero, bianco, giallo, viola, alto, basso, ricco, poveri, grandi, piccolo, importanti, non importanti. Tutti mi hanno abbandonato, ma lui ha
perseverato, perché lui non poteva rimanere alla metà. Io potevo oggi, fratelli, dirvi che c'è una strada di fiori che ci aspettano, che ci aspetta, ma non c'è. La strada, c'è spine, ci sono spine. La strada è stretta, dura, e nem sempre ci sarà una compagnia. Ma la Bibbia dice che il seminatore è uscito a seminare e ha portato con sé i suoi semini. E sulla strada cosa lui ha trovato? Gabbiano, un passero grande che è venuto e ha mangiato tutti i semi che sono cascati per la strada. Cosa lui ha trovato ancora? Spine, sassi. Sassi che soffocano, spine che soffocano. Lui ha trovato, il seminatore ha trovato sulla sua strada un passero che non ha permesso nemmeno che quei semi germinassero, germogliassero. E quante volte nella nostra vita ci sono sogni, progetti che nemmeno escono dalla cassetta, dal nostro cuore, non germogliano. E passa il tempo. E quando noi pensiamo, allora io continuo, tanto questo passero è solo un impedimento. Più avanti cosa si trova? Un campo pieno di sassi, di pietre. Si semina lì, cosa succede? La parola dice nella parabola che germogliano, ma subito muoiono. Germogliano, ma non crescono. E quando noi vediamo quel germoglio, c'è il germoglio, ma i sassi soffocano quel germoglio e non permettono che crescano. E allora non c'è delusione. Più avanti ci sono le spine che germogliano, crescono, ma non producono. Perché? Perché le spine soffocano. Allora non permette. Io ti permetto crescere fino a un certo punto, ma tu non produrrai. E la Bibbia dice che ciò che non produce verrà bruciato. Per il seminatore vedere nascere, crescere e non produrre è una delusione, è vero o no? E nella nostra storia, quante storie abbiamo, quanti momenti abbiamo che abbiamo visto i passeri, il passero che ha mangiato, i sassi che hanno soffocato, le spine che hanno soffocato, abbiamo visto queste difficoltà, abbiamo vissuto queste difficoltà. E c'è una canzone in portoghese che dice: provi una volta, provi la seconda volta, provi la terza volta, e se non riesci, continui a provare. E la Bibbia dice che quel seminatore ha continuato e ha trovato una buona terra. E lì ha seminato, e la Bibbia dice che il seme ha prodotto 30, 60, anche 100. Se lui si fosse fermato al primo impedimento, se lui si fosse fermato al secondo impedimento, ma non si è fermato, e il Signore ci spinge stasera di non fermarci, non per le caratteristiche della strada, perché le persone daranno quello che hanno e saranno quello che sono, e non possiamo aspettare di più, ma nel Signore possiamo aspettare.
Dal Signore possiamo aspettare, e la parola dice: ho aspettato pazientemente nel Signore. Alleluia! Davide ha detto: io ho aspettato pazientemente nel Signore. E cosa è successo? Lui mi ha ascoltato. Io ho aspettato pazientemente, ma nelle persone possiamo? Non possiamo, perché falliscono, si indeboliscono. E la Bibbia dice: chi è in piedi abbia cura di non cadere. Quindi Paolo c'era questa strada e non c'era nessuno con lui. Poteva essere che il Signore lo onorasse di modo grande, perché oggi c'è questo Vangelo. Io ascolto tante persone che dicono: Dio ti onorerà. E cos'è onore per noi? Onore è avere palme? Onore è avere riconoscimento? Onore è avere il riconoscimento del Signore dicendo: questo è servo buono e fedele. Allora questo è onore, fratelli. A volte sono con i miei fratelli, con i miei amici, e sento queste chiacchiere, questi discorsi superficiali. Perché Dio mi onorerà. Cosa farà con te? Il Signore mi ha detto che mi metterà in una sedia di evidenza. Che sedia di evidenza è questa? È come i figli di Zebedeo. Padre, maestro, prometti che mio figlio tu metterai una a tua destra e quell'altra a tua sinistra? Le persone stanno aspettando questo, desiderano onore, desiderano palme, applausi. Quando il più grande onore, fratelli, che abbiamo è avere i nostri nomi scritti nel libro della vita e essere partecipi del regno di Dio. Fratelli, la parola del Signore ci parla stasera che Paolo era contento di essere partecipi del regno di Dio, e comunque quella strada difficile, nonostante difficile, era di onore per lui. Il carcere, nonostante difficile, era di onore per lui. Le frustrate, nonostante difficile, erano di onore per lui. Alleluia. Quindi cosa è onore per noi? È avere uno che dica: bravo, e dopo ti dimentica. Parla dietro. I suoi pensieri sono diversi di quello che dice. È vero o no? Perché ci sono persone che abbracciano ma non abbracciano davvero, che dicono ti voglio bene ma non è vero, che sorridono ma non sorridono davvero. È vero o no? Perché siamo in un mondo finto. E l'unica cosa vera in questo mondo è la vera Chiesa di Gesù. Perché la Chiesa di Gesù, non la denominazione, perché la denominazione fallisce, ma la vera Chiesa di Gesù, questa è vera. Questa è vera. E la Bibbia dice che, perché è vera? Perché questa Chiesa ha 4 pilari importanti, 4 colonne incrollabili. E quali sono queste 4 colonne? È la parola, è la fraternità, è la condivisione, la generosità e è la preghiera. Fratelli, quando noi incontriamo la Chiesa di Gesù sulla terra e diventiamo parte di essa, la nostra vita si completa. Perché loro non avevano niente, ma erano contenti, perché tutto ciò che avevano condividevano fra sé. E la Chiesa era una, e è una. Magari noi vediamo oggi tante cose diverse, ma la vera Chiesa verrà rapita e portata dal Signore e sarà con Lui. Alleluia. E Lui conosce la sua Chiesa, conosce o no? Conosce. Lui conosce la sua Chiesa. Quindi Paolo sapeva che faceva parte di questa Chiesa. Nonostante i fratelli erano deboli, mancavano,
ma lui aveva certezza di ciò che doveva passare, di ciò che doveva subire, perché per lui onore veramente era fare la volontà di Dio. Questo è onore. Io sono onorato in servire il Signore. Io sono onorato in fare parte della Chiesa del Dio vivente. Io sono onorato in seguire. E la Bibbia dice che quando Paolo era lì in quella condizione, perché Dio ha parlato con Paolo? Perché Gesù si è presentato a Paolo nel versetto 11, in quella notte la Bibbia dice il Signore gli si presentò e disse fatti coraggio. Perché? Perché lui stava scoraggiato. È vero o no? Anche gli uomini di onore si scoraggiano. Perché possiamo comprendere che la Chiesa è edificata non soltanto, che la Chiesa non è edificata nelle persone, ma che la Chiesa è edificata in Cristo, che anche i pilari che sembrano forti, incrollabili, possano crollare, è vero o no? Ma viene il Signore che rinforza. Per questo noi siamo in questo periodo di preghiera, per un rinforzo nei pilari, nelle persone, nelle famiglie, in tutto ciò che il Signore desidera per noi. Noi dobbiamo rinforzare la base, la struttura di ognuno della Chiesa, perché possiamo resistere, come Paolo ha detto agli Efesini, alla fine resistete, state saldi, prendendo con voi tutta l'armatura di Dio. Quindi, fratelli, abbiamo bisogno di rivestirci di questa armatura, e Gesù, quando si presenta a lui, dice: fatti coraggio, Paolo, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Cosa aspettava Paolo lì? Se fossi io, volevo sa cosa? Che il Signore dicesse: fatti coraggio che oggi mando una persona a prenderti e portarti via a casa, e tu sarai lì tranquillo e non succederà niente. Sarebbe buono ascoltare questo, no? Ma quando dice fatti coraggio perché come hai testimoniato a Gerusalemme, e se noi leggiamo tutta la storia, cosa è successo a Gerusalemme? È stato picchiato. È stato picchiato e loro hanno fatto di tutto e di più finché hanno capito, quando lui ha aperto bocca e ha detto: ma io sapete chi sono? Io sono cittadino romano. Allora loro hanno avuto paura perché non potevano toccare un cittadino romano. Ma mentre lui non apriva la bocca, ha sofferto. Ma Oxalá che, si dice qui anche, no? Oxalá, no? Magari ha sofferto perché, ora la mia testa si è imbrugliato. Era mistero che lui soffrisse, perché non esiste strada con Gesù senza sofferenza. Non esiste strada con Gesù senza rinuncia. Non esiste strada con Gesù senza rinnegare a se stesso. No. E quando Gesù si presentò a lui, ha detto: fai coraggio, perché tu hai reso testimonianza qua e c'è ancora. Andrai a Roma, o se soffrirai ancora. Non è finito qui. Pensare, fratelli, a un messaggio di questo genere, è dire: stai scherzando, Signore? Noi per un dolore già siamo tutti a lamentarci. Oh, perché mi fa male, perché questo, per un problema, perché questo.
ma lui in quel momento ha ricevuto dal Signore un rivestimento per continuare. E stasera, fratelli, Gesù non ci sta dicendo guarda che migliorerà, ma Gesù sta dicendo io ti aiuterò. Magari tu volevi ricevere oggi basta, ma il Signore sta dicendo no, non è finito, ma io ti aiuterò. Perché ci sono persone che vincono ma sono distrutte. E dopo Paolo ha reso testimonianza, ha detto fratelli, siamo perseguitati ma non distrutti. Che possiamo, fratelli, camminare, avanzare, senza timore, senza paura, ma rivestiti. Vorrei pregare per noi stasera, richiamando il sangue di Gesù sulla nostra vita. La potenza del sangue di Gesù sulla nostra vita. Perché nel sangue di Gesù c'è un rinnovamento, un restauro spirituale. Come Gesù ha detto alla chiesa di Efesino, tornare al primo amore. Quindi che questo richiamo al sangue di Gesù sia anche un richiamo a noi di tornare al primo amore, perché gli asimi ancora ci saranno. Ma il Signore ci dà la forza oggi e il coraggio, il rivestimento per affrontare fino alla fine. E la Bibbia dice a chi vince riceverà la corona della vita. Amen? Padre, nel nome di Gesù, vorrei in questo momento, Padre, richiamare il sangue dell'unigenito Figlio di Dio, dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, del Santo di Dio, dell'immacolato agnello che è stato immolato in croce e che ha versato sulla croce il suo sangue per il perdono di chiunque crede in Lui, non perisca, ma abbia la vita eterna. È in questo sangue che richiamo, Signore, salvezza, liberazione, protezione, rigenerazione, trasformazione, che tu possa rinvigorire, Signore, la vita di ognuno. Tramite il tuo sangue, Signore, porta oggi un effetto spirituale, perché tutti possano essere ravvivati, risvegliati, messi in piedi, come quell'esercito che era morto, ma nella visione di Ezechiele è stato risuscitato. E come tu vivi, Signore, che possiamo vivere anche noi spiritualmente, che la nostra fede sia rivestita oggi, rinforzata oggi, che la nostra vita spirituale sia rinforzata oggi e che possiamo oggi, Signore, ricevere questo rivestimento, rinforzo spirituale per la tua gloria. Che ognuno, Signore, possa sentire oggi, come nel popolo di Egitto che era lì e ha visto pianto, come la parola dice, che 1000 cadono alla destra, 10.000 al nostro fianco, ma noi non saremo colpiti. Signore, che così sia in questo richiamo, la liberazione che tu opererai in noi. Il mondo si prostrerà e rimarrà per terra, ma noi, Signore, non rimarremo per terra. Noi, Signore, saremo messi in piedi, come una pianta, Signore, che a volte il vento la fa abbassare fino a terra, ma dopo viene i giardinieri e gli metti un appoggio e la metti dritta di nuovo. Signore, che oggi in questo richiamo del tuo sangue
possiamo, Signore, essere messi in piedi spiritualmente, restaurati spiritualmente. Vorrei richiamare il tuo sangue sulla vita spirituale di ciascuno di noi, sulla nostra vita spirituale, perché possiamo avere desiderio di pregare, desiderio di evangelizzare, desiderio di rendere testimonianza, desiderio, Signore, di contribuire, desiderio di andare, desiderio di fare, desiderio di servire, di condividere, di amare, di perdonare, di abbracciare, di accogliere, di ospitare. Signore, che tu possa, tramite il tuo sangue, Signore, rigenerare ognuno, la mente, Signore, di ciascuno di noi, per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, ringraziamo il Signore per ciò che ci dà stasera, e oggi è anche un giorno difficile, perché quando Paolo era lì in quella condizione le cose potevano migliorare, ma il Signore ha detto: fai coraggio, perché tu vai ancora a Roma, ossia le cose ancora non saranno facili, finite, c'è ancora. E l'opera non è facile. Noi come operai, mi conoscete, no? Abbiamo tanto da fare, abbiamo tanti impegni, tante responsabilità, e questi 10 mesi che siamo rimasti qua in questa base con il nostro presbitero Talis, sua moglie Jessica, è stato proprio un sollevo, un oasis, diciamo così, per la nostra vita spirituale, come un aiuto efficace, veramente. Io ho detto a lui che loro sono stati in questo periodo un aiuto efficace, amici che il Signore ci ha dato, e io ho fatto una promessa al Signore, ho detto: io non chiamerò più amici a tutti, io prima voglio provare chi sono i veri amici, perché prima, perché è un fratello, io già ero un amico, ma poco a poco impariamo, no? Impariamo, e allora vediamo, aspettiamo perché gli amici possano sorgere come, non come le margherite che sorgono ma fra un po' seccano, ma che sia quella sorgente che anche quando è nel giorno difficile c'è lì, è presente. E ringrazio il Signore per la vita di loro, che in questo periodo hanno sommato, posso dire così, hanno aggiunto all'opera di Dio qua in questa base missionaria. E il Signore mi ha detto: fai coraggio, perché c'è ancora di andare a Roma. E quindi ha detto: non è finita la cosa, quindi vedi come il Signore ha operato. Nel periodo che io ero malato, senza forza, Dio ha mandato rinforzo. Vedi come il Signore opera. Ora mi sto riprendendo, è come se il Signore dicesse: loro hanno bisogno ora di tornare, e tu ti do questo sollevo per seguire, perché tu non puoi fermarti, c'è ancora da fare. E quindi oggi, come abbiamo consegnato la congregazione di Scandisci nelle mani di Talis e di Jessica, loro ci riconsegneranno la congregazione per questo periodo, che andranno in Brasile per una sistemazione migliore, no? Non per un comfort, ma è una strategia che il Signore dà, perché il Signore dà anche questo, ci dà saggezza per sapere come gestire i momenti. E allora in questo momento loro dovranno ritornare, e lì sistemeranno le cose come lui. Io sto dicendo solo quello che mi ha detto, sto ripassando alla Chiesa quello che mi ha detto. Quindi lui sistemerà quello che deve sistemare, che sapete, ma dopo ritornerà, e quando ritornerà speriamo che lui ci incontri qua come il Signore, no?
quando tornerà, che Lui ci incontri operando, lavorando. Amen? E quindi vorrei invitare sia lui che la Jessica qua per portare una parola alla Chiesa. Dopo dirò anche le mie parole, che saranno sempre parole. Ciò che vale è quello che c'è dentro, perché le parole sono limitate, ma l'amore tutto vince, tutto sopporta, tutto aspetta, e così è. Amen? Quindi vorrei ringraziare Dio per la vita di questa coppia e dopo aggiungo altre cose che vorrei dire di loro. Amen? Prima le donne, va bene? La Jessica, questa fossa. Paz a tutti. Grazie a Dio per questa opportunità di stare qui con voi, insieme a essa Chiesa che ha abraçato noi qui. Primeiramente a Dio, ao pastore Vita, missionário Priscilla, que foi questa giornata molto difficile, mas Dio ha fatto con noi uma coisa grande. E pela Chiesa di Scandisci, por cada um de voi, que estará aqui, a sorella Ana Maria, a sorella Milvia, as nossas maestras que estavam aqui com nós, e a família de Raymond, tudo que está aqui, graças a Dio pelo aiuto, por estar aqui com nós, né, nele culto de martedì, né, na pregueira, irmã Josi, que nossa gratitude por conhecer voi e tornaremos aqui per fare continuar a obra de Dio. E nosso cuore é de gratitude e pregamos per noi perché per il nostro ritorno, per tutto va bene e che possamos retornare qui in pace. Amen. Pace a tutti. Eu vou precisar de tradução porque estou um pouco emocionado. A cabeça não vai falar italiano bem, não. Se possível. O som. Oi. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus Al primo posto vorrei ringraziare a Dio por este tempo ter passado aqui com esta igreja tão maravilhosa. per questo tempo che sono stato con questa chiesa meravigliosa. Foi tudo aquilo que o pastor João falou conosco. È stato tutto quello che il pastore ha parlato a noi. Ele falou para mim, é uma igreja muito boa. Lui mi ha parlato, è una bella chiesa. E tem sido assim, né? Uma igreja muito carinhosa. È stato così, una chiesa molto accogliente. Me desculpem por ter que retornar ao Brasil. Scusatemi perché io dovrò tornare in Brasile. Porque realmente nós precisamos fazer isso. Perché veramente abbiamo bisogno di fare questo. Não era o nosso plano fazer isso. Non era il nostro piano. Mas depois de orar, de conversar também com minha esposa. Ma dopo che abbiamo pregato, ci siamo parlati tra di noi. É melhor que a gente faça assim. Abbiamo visto meglio fare così. Eu não sei quanto tempo vai ser, eu espero que seja rápido o Io nosso non so retorno. quanto tempo sarà, spero che sia veloce, Mas nós vamos retornar aqui, ma noi torneremo qui. porque eu gosto de desafios. A me piace le sfide.
Eu sei que nós tentamos de todos os modos, Noi abbiamo provato di tutti i modi, mas também nós temos que ter a consciência dos nossos limites. ma dobbiamo avere anche la coscienza dei nostri limiti. Então eu peço aqui a oração da igreja Quindi voglio chiedere la preghiera della Chiesa para que o Senhor abra a porta de toda essa burocracia perché il Signore apra la porta in tutte queste burocrazie e que a vontade dele seja feita na nossa vida. e che la sua volontà sia fatta nella nostra vita. E também agradecer ao pastor João, Vorrei anche ringraziare il pastore João, né, que com confiança nos convidou para estarmos aqui. che ha avuto fiducia e si è fidato che noi potevamo essere qui. Tudo aquilo que a gente tentou fazer aqui na igreja sempre foi com autorização do nosso pastor, Tutto quello che abbiamo fatto è stato autorizzato dal nostro pastore, de modo que a nossa comunicação sempre foi junta. ed in modo che la nostra comunicazione è stata sempre così, Então, diretta. não existe nenhum tipo de problema entre nós. Quindi non c'è nessun tipo di problema tra di noi. Muito pelo contrário, os problemas que eu tenho hoje All'incontrario, i problemi che io ho oggi são de ordem material, né? sono cose materiali, Mas estamos aqui, né? Nós, como ele falou, né? Ele também é como um amigo para mim. lui è come un amico per me E eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor, né? e io voglio lodare a Dio per la sua vita, Que sempre nos aconselhou, nos deu uma palavra, che ci ha sempre consigliato, ci ha dato sempre una parola, nos apoiou e nos apoia ainda, eu creio. ci ha appoggiato e continua ad appoggiarti. E agradeço a todos por tudo. Então continue orando por nós. Ringrazio a tutti per tutto e quindi continuate a pregare per noi. Eu espero que tudo isso passe como um amanhã, né? Io spero che tutto questo passi come domani. Obrigado. Grazie. La Jessica ha detto che se avesse traduzione aveva parlato di più, ma perché il suo vocabolario è poco, allora non è riuscita a dire tutto che voleva. Però sentiamo tutto che lei sente per noi, è vero o no? Perché, come ho detto, parole sono limitate dal nostro vocabolario, anche dal nostro carattere, perché non sono tutti che riescono a esprimersi, ma ciò che c'è dentro è senza limiti. Amen? Quando è vero, gloria a Dio. E credo che questo che sentiamo è reciproco e vero. Amen? Amen. Gloria al Signore. La missionaria Priscilla anche parlerà e dopo lui riconsegnerà come simbolo, no? Come una cerimonia. Io ho consegnato la Bibbia a lui, che era l'uomo della parola, e lui riconsegnerà a me. E io continuerò nella guida della Chiesa qua con voi finché il Signore riporti qua. Va bene? Lo aspetteremo, no? Presto. Nessuno può morire, nessuno può cambiare posto, nessuno può andare via. Dobbiamo restare tutti qua aspettando Lui, va bene? Non ti aspetteremo se Gesù torna. Allora ci vedremo là, ok? L'unica causa sarà questa, altra no, nemmeno la morte, nessuno può morire, tutti proibiti a morire, nessuno ha 120 anni qua, allora nessuno può morire. Amen. Bacio a tutti un'altra volta. Anch'io vorrei ringraziare a Dio per la vita del nostro fratello, della nostra sorella. Che ha detto il pastore, il tempo che sono stati è stato di benedizione. Mi dispiace perché nella missione tutto è molto lento, nonostante con loro è stato molto velocemente sono stati qui avanti alla chiesa, però non abbiamo potuto sfruttare al massimo tutto quello che loro fanno, anche la Jessica che lavora molto bene con i bambini, quindi non abbiamo potuto sfruttare il massimo perché c'è stata la difficoltà della lingua, ci vuole il tempo,
quindi ora che stanno imparando, tornano. Però io credo che il Signore farà completa l'opera, no? Quindi crediamo che breve sarà con noi, il campo ha tanto bisogno. Quindi ringrazio specialmente a te, parlo Jessica, poi ma ringrazio a Jessica che ha preso in mano i bambini qui di Scandici, che ha preso in mano tutto quello che abbiamo dato a loro come chiesa. Io, se c'era lei qui, loro qui, io non mi preoccupavo di mercoledì, era qui insieme alle sorelle, quindi sono stata tranquilla questo periodo perché sapevo che c'era lei e ha svolto tutto il lavoro che il Signore l'ha affidata, quindi ti ringrazio Jessica, ringrazio a Dio per la tua vita, per tutto quello che hai contribuito per l'opera del Signore, tutto quello che hai fatto, anche non parlando bene ancora, imparando come stavi, ma non ti sei tirata dietro. Tu sei stata coraggiosa e hai fatto tutto quello che hai potuto fare. Quindi ti ringrazio, che il Signore vi benedica e la nostra preghiera sarà che il Signore possa fare il desiderio del vostro cuore, che quell'obiettivo sia compiuto e che a breve potete tornare qui insieme a noi nel nome di Gesù. Amen. Mentre Priscilla parlava, mi venne questo versetto per la Jessica e la Chiesa confermerà questo versetto perché non sono io che parlo, è lo Spirito. E vedrete che lo Spirito confermerà nei vostri cuori. Vedete se non è la Jessica questo versetto. 31 e 14 di Proverbi. È simile alla nave dei mercanti. Fa venire il suo cibo da lontano. È vero o no? Che ha tutta quella forza, quella nave mercante che porta tutto dentro e sazia una città. Confermiamo questa parola? Quindi per tua meditazione questo versetto 14 di Proverbi. Tu sei questa nave dei mercanti che fa venire il suo cibo da lontano. Amen? Grazie del tuo coraggio, della tua forza, del tuo vigore, della tua fede, perché veramente come Priscilla, non lei, ma Priscilla di Aquila, la Prisca, sei una donna che raggiunge, non che divide. È difficile trovare gente così, che Dio ti conservi così fino alla fine. Amen? La nostra gratitudine per la tua vita. E per nostro fratello presbitero vorrei lasciare anche un versetto della parola del Signore. Che è di Geremia. Vedete se non è come lui. Versetto 6. Capitolo 1, versetto 6. Io risposi, ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Amen? E questo non è. Si è trovato con una lingua diversa, ma da un punto all'altro, quando il Signore lo ha scolto, lui ha cominciato a parlare perché Dio ha un proposito. E tu ti vedi come un ragazzo che non ha capacità, ma il Signore che ci manda e che ti manda e che ti fa parlare, che apre la tua bocca. E abbiamo ricevuto del contenuto che Dio ti ha dato, siamo stati edificati e che Dio ti benedica abbondantemente, che tu continui essendo questo uomo della parola, perché non c'è niente che prezioso che la parola di Dio. La parola di Dio, quando abbiamo nel cuore, è preziosa, che quando parliamo è come miele. Amen?
Quindi la mia gratitudine, Talis, perché tu sei stato questo ragazzo che nonostante un ragazzo hai fatto un uomo bravo. Amen? E non hai l'età né un'esperienza come anch'io non ho, ma davanti alla sfida non ti sei tirato indietro. Il Signore è stato con te e sarà ancora. Amen? Quindi vorrei ricevere dalle sue mani la Bibbia della Chiesa. Questa mi ha dato la sorella Edna Maria da Silva, e lei? 27 marzo 2019. Ci sono già passati alcuni anni, no? Se Gesù non torna, 2029, 10 anni che mi hai dato questa Bibbia. E io ho lasciato questa Bibbia come un memoriale di questa Chiesa. Un pegno. È una cerimonia importante. Amen? Perché questo è il nostro impegno come ministri. La parola del Signore. E perché è di questa Chiesa. Amen. E Dio vi benedica. Quindi da oggi loro non avranno più la responsabilità momentanea di questa base, avranno la libertà in questo periodo di organizzare ciò che hanno bisogno di organizzare, ma saremo qui ad aspettare e anche ad aspettare cosa vorrà il Signore. Amen? Ci guiderà il Signore per ogni cosa. Gloria a Dio. Mettiamoci in piedi e vorrei invitare la Jessica qua davanti per ricevere la preghiera della Chiesa e vorrei invitare la nostra matriarca, la sorella Anna Maria. Ha compiuto 92 anni e vorrei anche pregare per lei. Lei ha compiuto 92 anni, noi siamo felici per la sua vita, questi giorni che il Signore gli ha dato. Pochi giorni, lei è una signorina di giorni e di notti. Padre, sono davanti a te 2 giovani fedeli alla tua parola, Signore. Io ti chiedo, dona loro la forza, come l'hai data a Paolo, di andare a Roma. Loro vanno molto più lontano di Roma, ma torneranno vittoriosi, torneranno con un impegno ancora più forte di servirti, Signore, e fa che la loro testimonianza là possa essere d'esempio a tanti altri giovani, Signore, che trovino anche loro la forza di dare la loro vita a te, Signore, di donarla completamente a te, Padre, perché possano essere persone che davvero ti servono con tutto il cuore, che sono sinceri nel cuore, che sono sinceri nel loro operato, Signore. Donagli questa forza di fedeltà, ferma, costante, costi quel che costi, perché i tempi sono davvero brutti, sono davvero duri, Signore, e avere il coraggio di portare avanti te occorre la tua forza, Signore, ma tu hai detto che ci rivesti con delle armi potenti. Signore, tu ci vesti con delle armi potenti perché possiamo compiere il tuo lavoro. Ti affido questi 2 giovani, Signore, li affido a te che sei il nostro Dio. Fa che siano davvero persone che portano avanti il tuo nome, che tornino con maggiore impegno, con maggiore conoscenza, con maggiore desiderio di servirti. Te lo chiedo, Padre, nel nome di Yeshua, che ha dato la sua vita per noi fino all'ultimo, che ha versato su di noi il suo sangue, Signore, e fa che anche loro, attraverso il sangue che tu hai dato per loro, possano esserti sempre fedeli. Amen.
ringrazio per liberarmi, salvarmi, per morire al posto mio. Ti ringrazio, Gesù, ti ringrazio. Io ti ringrazio, ti ringrazio. Amen, fratelli? Quindi di nuovo nostra gratitudine. Loro partono il 19, la prossima domenica, e continueremo i lavori qua con quelli che sono i nostri operai, il nostro diacono, la sua famiglia e tutti quanti appartengono a questa base missionaria. Continuiamo servendo il Signore. Io volevo parlare ai fratelli per mettersi insieme, ma dopo ho detto, sai, io preferisco che ognuno faccia come propongono nel cuore. Quindi le valigie non sono sufficienti, perché a volte uno dice io darò una camicia, un altro dice io do un paio di scarpe, ma non serve perché non c'è spazio, capito? Quindi, ma c'è spazio nel conto corrente, c'è molto spazio, è vero? E quindi se uno vuole, io ho lasciato che ognuno facesse come volesse, non è un regalo di gratitudine, perché niente è sufficiente per ringraziare un sacrificio di un uomo di Dio, ma un pensiero, una condivisione, perché hanno le spese da affrontare quando arriveranno lì anche, e quindi noi come la loro chiesa, perché continuiamo essendo la loro chiesa, li sosteniamo nel loro ritorno e dopo nel ritorno qua. Amen? Quindi dopo che finisce il culto potete venire e dare un abbraccio e fate come volete. Amen? La Chiesa è saggia e ha capito tutto, è vero o no? Amen. Che Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi e sempre. Noi diciamo amen. Amen. Fratelli, è già pronto il verbale di convocazione, non ho letto per non perdere tempo, ma c'è la convocazione per l'Assemblea Generale il 1